Oggi abbiamo visto diversi aspetti che è importante che tutti noi conosciamo. Da una parte aspetti tecnici nostri, psicologici, il punto di vista dell'università, il punto di vista delle istituzioni, il punto di vista dei medici, perché altrimenti non abbiamo una conoscenza condivisa che ci permetta di fare quel lavoro di coesione dei nostri iscritti, quel lavoro di coesione dei 9.000 psicologi del Veneto, che l'Ordine cerca in tutti i modi di tenere insieme e di essere strumento per le loro istanze, per le loro domande, per le loro necessità e per anche le attività che vanno fatte per correggere le cose quando vanno corrette. Ci sono più esempi in questo, riguardo a questa cosa. È importante soprattutto che ci sia una cultura condivisa, che abbiamo lo stesso vocabolario, che sentiamo le stesse persone, che possiamo discutere sulla stessa base. Oggi è stata una mattinata fondamentale, tutto quello che faremo nel futuro ha una tradizione di riflessione, di studio, di produzione da parte della psicologia e da parte di professionisti che lavorano in equip con gli psicologi, sia in termini di ricerca che di applicazione, solida, antica. Quindi non partiamo oggi sull'umanizzazione, oggi è il momento di realizzarla e siamo qui per iniziare un processo che la porti a compimento. 4 temi. Primo, la rilevanza della psicologia nell'ambito sanitario. L'abbiamo visto? Oggi la psicologia è una risorsa. La prima cosa qua, la parola chiave è risorsa. Ed è così che dobbiamo anche porci, ed è questo lo sforzo che l'Ordine da solo non può fare. È inutile cercare sempre il muro contro muro, oppure lamentarsi, oppure quando è necessario farlo si deve fare, ma dobbiamo porci come una risorsa. Il senso della giornata di oggi, con la partecipazione delle istituzioni, con la partecipazione delle altre professioni, dell'ordine dei medici, del procuratore, è fondamentalmente di proporre la psicologia come una risorsa che è ancora poco utilizzata, ma è anche poco nota. Questo gioca a nostro favore. Noi dobbiamo costruire una cultura psicologica presso le istituzioni, presso gli altri professionisti della salute. È una risorsa che si è sviluppata negli ultimi anni. Noi abbiamo avuto un aumento della qualità nella formazione, ce l'ha spiegato la professoressa Pazzaglia. Dall'89 che nasce l'ordine e si istituiscono le facoltà di psicologia a oggi se ne è fatta di strada, solo che non è stato sempre comunicato, che deve impegnarsi a provare a essere tale. Non possiamo chiedere a Leonardo Padrin di metterci dentro ogni posizione nella sanità pubblica, non possiamo chiederlo al sottosegretario De Filippo, non possiamo chiederlo ai medici di accettarci perché siamo belli. Noi dobbiamo abituarci a provare l'efficacia in termini di efficacia terapeutica, in termini di impatto sociale, in termini di impatto economico di tutto quello che facciamo, e questo purtroppo ancora oggi, ammettiamolo, spesso è fuori dalla portata di pensiero degli psicologi. Non è una cosa a cui si pensa, ci si occupa del paziente, ma questo non è contorno, è fondamentale, è la parte principale che dobbiamo portare avanti. La psicologia per una sanità innovativa. La sanità che pone al centro le persone oggi è innovativa, è quello che serve a rispondere ai bisogni. Ne parlavo ieri, come vedrete, col professor Tirelli. Per esempio, lui faceva l'esempio dei malati di AIDS. La medicina oggi ha fatto passi da gigante. Un malato di AIDS vive più o meno per quanto sarebbe stata, secondo lui, non lo so perché non sono un medico, la sua vita normale. È che deve prendere medicine ogni giorno. Che succede? Dopo 10, 15, 20 anni si stufa. Quindi seguire le persone, proprio perché sono stati fatti grandi passi avanti anche dalla medicina, diventa una parte fondamentale delle cure stessa. L'attenzione alla persona ci porta a essere dei professionisti che possono giocare un ruolo fondamentale. La formazione che abbiamo come psicologi al prendersi cura, oltre che al curare, sono entrambe le cose su cui siamo formati. Dobbiamo proporlo con forza. Si parla di raggiungere nuovi livelli di eccellenza. Padrin, come altri, anche Giardina quando parlava della sanità italiana in toto, fanno notare che siamo una sanità di eccellenza. Bene, se vogliamo rimanerlo dobbiamo innovare. Bisogna quindi affrontare sfide complesse che non sempre possono essere vinte con i metodi tradizionali. L'invecchiamento della popolazione, per quello non c'è medicina, ma il benessere della persona che invecchia è anche molto dato dalla dimensione psicologica.
E quindi è fondamentale che ci mettiamo in relazione con chi si occupa di invecchiamento, ma è soltanto un esempio, per essere presenti e forti. La psicologia è interconnessa con le altre professioni, non siamo un'isola, anche qua muri contro muri, capacità scarsa di dialogare, scarsa volontà spesso, oppure anche l'idea di rinchiudersi nel proprio setting, rappresentano a volte delle questioni nostre, ma non possono essere la nostra unica cosa. Dobbiamo ripensare al ruolo della psicologia. Se il ruolo della psicologia è soltanto prendersi cura del proprio paziente singolarmente inteso nei 45-55 minuti che ci sta di fronte, allora questo è un ruolo. Se invece la psicologia ha il ruolo di essere un pivot anche nella nuova sanità, allora dobbiamo ripensarla e dobbiamo ripensarla insieme, e siamo qui per questo, e l'Ordine si propone come un catalizzatore di tutte le vostre idee, di tutte le vostre istanze, di tutto quello che ci potete far arrivare. Abbiamo del tempo, ma non possiamo perderlo. Innovare su solide radici, l'ho già detto con Pietro Rutelli, ho detto tutto. Abbiamo una radice forte, il pensiero psicologico è più antico dell'Ordine, è più antico della facoltà di psicologia, è un pensiero che può avere la stessa dignità di quello medico, di quello filosofico, di quello scientifico. Inteso come scienze, matematiche e fisiche mi viene in mente Galileo, anche la psicologia è ovviamente una scienza. Dobbiamo ricordarcelo e presentare la psicologia in questo modo. La possibilità di lavorare non soltanto con i pazienti, ma anche con gli operatori stessi della salute. Il medico è possibilmente una persona di cui possiamo prenderci cura. L'infermiere, non sto a citare la miriade di ricerche che parlano di burnout degli infermieri. E chi se ne prende cura? E questo può essere un altro ruolo fondamentale che parla di umanizzazione delle cure. Voi credete che l'umanizzazione delle cure sia soltanto avere lo psicologo che parla con la persona? Un infermiere in burnout, come lo tratta il paziente? Come lo tratta la persona in corsia? Lo tratta male, ma non è colpa sua, è in burnout. Allora diventa un'umanizzazione molto più diffusa. Il nostro ruolo può essere estremamente importante e vasto se siamo in grado di ripensarlo e di proporlo con coerenza e di proporlo con qualità. Psicologia e sanità accessibile e diffuse sul territorio. L'umanizzazione sta negli ospedali, ma non soltanto. L'ospedale è fondamentale per l'acuzie. Abbiamo anche Padrin, ricordate che ha detto 1 ogni 200-300.000 abitanti, è una prospettiva, ce ne sono diverse, ma comunque sia in ospedale ci si va quando c'è una fase acuta da curare, e lì è fondamentale che ci sia un ambiente capace di un'umanizzazione della cura. Ma poi c'è tutto il resto, torniamo al malato di AIDS, non sta in ospedale per 20 anni, i farmaci li deve prendere a casa, quindi ci deve essere l'accessibilità. L'accessibilità diventa fondamentale, l'integrazione di cui parlavo prima deve essere capillare con i medici, con gli infermieri, con gli assistenti sociali, dentro gli ospedali ma anche sul territorio. Diventa una sanità accessibile, tanta gente all'ospedale non ci va perché c'ha paura, perché specialmente quando si tratta di cose nostre, per un disagio che può essere assolutamente fisiologico, nel momento in cui entro in ospedale posso avere l'impressione di essere matto e magari alcuni stereotipi, c'è Franco Garonna, uno psichiatra, ma l'idea di finire in questo mondo da cui non si esce più, perché poi si parte con gli psicofarmaci, non si guarisce mai, si va in cura perenne, quando in realtà può essere un disagio assolutamente fisiologico. Quindi sanitarizzare la sanità dove è necessario, nessuno pensa di desanitarizzare la percezione della sanità quando si cura l'acuzie, è fondamentale che ci sia da anche un grande senso di rassicurazione questo, ma non tutta la sanità deve essere molto sanitaria e anche a volte più accessibile, più diffusa, più soft, se vogliamo utilizzare una parola non esattamente tecnica. Quindi sanità del territorio, psicologia del territorio. Che posso dire? Ne hanno già parlato i relatori, tra cui Emilia Laugelli prima, ho parlato con lei al telefono proprio adesso, ci impegniamo e ci impegneremo, c'è la proposta di legge regionale, c'è la ricerca che sta venendo condotta anche dal collega Micheletto, c'è il gruppo di lavoro, sono state fatte proposte, stiamo chiedendo ulteriori sperimentazioni anche presso singoli comuni grossi, ci dobbiamo battere per sviluppare la psicologia del territorio, ma non è solo la psicologia del territorio, è cambiare anche l'idea che si ha della sanità. La nostra battaglia deve essere fondamentalmente in primis culturale, perché se anche gli stakeholder politici non cambiano idea su quello che hanno della sanità,
noi non troveremo mai una collocazione. Quindi queste non sono parole al vento, è creare intanto tra noi una cultura condivisa che poi possiamo portare a tutti coloro con cui ci rapportiamo. È fondamentale. In questo caso la cultura è quello che poi permette il cambiamento reale. Non possiamo chiedere un cambiamento d'emblée per il semplice fatto che ci piacerebbe fosse così. Non funziona in questo modo. Se non siamo rispettati, verranno fuori sempre ulteriori figure, verranno fuori pseudopsicologi, viene fuori di tutto, verranno fuori posizioni particolari, verranno fuori servizi che non comprendono la psicologia. Il nostro punto di forza deve essere una cultura della sanità vicina alle persone. A quel punto noi un posto lo troviamo fisiologicamente ed è questa la grande battaglia che dobbiamo fare tutti insieme. Io mi sforzo sempre, anche quando vado presso le istituzioni, di portare la voce di tutti i 9.000 psicologi, perché è fondamentale oggi che siamo uniti. Non esistono altre vie per cercare di conquistare anche solo un centimetro presso le pubbliche amministrazioni. L'ultima è la fiducia nel rapporto con le istituzioni. Noi oggi abbiamo una grandissima fiducia. Non abbiamo mai avuto tanto dalle istituzioni? Buona parte colpa nostra. Ci piace sentirlo? Non lo so. Colpa nostra. Divisi, con idee spesso contrastanti, incapaci spesso di trovare una quadra. Noi dobbiamo mettere i rappresentanti delle istituzioni a conoscenza delle nostre potenzialità, delle nostre capacità, delle nostre opinioni e della nostra professionalità. Poi sui metodi, sui modelli, facciamo una discussione interna quanto vogliamo e ci deve essere massima libertà di applicare il modello che in scienza e coscienza ciascuno di noi crede secondo il codice deontologico, ma dobbiamo avere una voce forte e la fiducia nel fatto che le istituzioni vogliano cogliere la sfida di creare una sanità innovativa a misura di paziente. Le presenze di oggi non erano figurine. Non è il fatto che ci facciamo belli avendo dei politici di livello nazionale e regionale e dei rappresentanti del ministero, dei funzionari, dei direttori di distretto, di dipartimento, l'ordine dei medici. È perché bisogna avere fiducia che nel momento in cui facciamo passare il messaggio culturale, a questo punto noi riusciremo a instaurare un dialogo, un rapporto tale per cui la psicologia trovi il suo ubicon system, il suo ruolo che si traduce poi nella professione, nella possibilità per tutti noi di fare la nostra professione. Vi lascio con una domanda, una idea. Finisce qui? No, perché oggi si comincia. Ma sono tante piccole sfide o è un grande progetto? Quando parliamo di umanizzazione della sanità, poi quelli del lavoro dicono si parla di sanità. Quando si parla di psicologia nelle aziende, quelli della sanità dicono si parla di psicologia nelle aziende. Quando si parla di psicologia dell'invecchiamento, quelli dei bambini dicono si parla degli anziani. La cultura di mettere la persona al centro è unica e infatti non ho parlato di sfida o di battaglia, ho parlato di progetto. Nel momento in cui portiamo avanti una cultura psicologica, questa si traduce da tutte le parti. Lo stesso principio dell'umanizzazione nella sanità è quello che porta un imprenditore a volersi prendere cura dei propri lavoratori anche nella prospettiva che questi rendano meglio sul posto di lavoro. La storia dell'anziano che deve vivere bene può essere un discorso da Boy Scout, ma può essere anche una fonte di risparmio per il sistema sanitario. È una questione culturale. La sfida, il progetto, la battaglia, ciascuno la declini come sta più nel suo carattere, è unica. È solo se vogliamo vederla con tante piccole sfaccettature che sarà così, altrimenti possiamo avere unitari, un unico grande progetto che ci porti ad avere una psicologia con il suo ruolo non solo nel Servizio Sanitario Nazionale, ma nella libera professione, nelle aziende, negli ambulatori, al pari dei colleghi di altre professioni sanitarie, in primis i medici. Questo è l'obiettivo ed è questo che tutti insieme possiamo realizzare, per cui io continuo a invitarvi, come faccio a ogni evento, a comunicare con l'ordine, a raccontarci delle vostre preoccupazioni, problemi, le cose che incontrate. Noi siamo qui per questo e porteremo avanti questa idea
per tutto il nostro mandato. Sicuramente questo Consiglio ha questa priorità e questa idea di sviluppare la professione. Grazie.